Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Inchiesta Gettonopoli a Catanzaro dopo le dimissioni dei consiglieri comunali di opposizione, passo indietro anche dei consiglieri di Forza Italia. Il ministro della Giustizia Bonafede chiede il trasferimento del procuratore generale di Catanzaro Lupacchini. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio prossimo, prosegue il tour dei candidati alla presidenza della regione. Un giovane di 32 anni di Corigliano ha accoltellato il padre al culmine di una lite. Il genitore è stato trasportato all'Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni. Verranno realizzate 3 nuove stazioni ferroviarie lungo la tratta ionica Regina. Lascia l'amaro in bocca il derby andato in scena ieri sera al San Vito Marulla tra il Cosenza e il Crotone, non per il gioco e per lo spettacolo offerto dalle due squadre, ma per la pessima direzione di gara che non ha visto la rete realizzata dalla squadra silana, dura presa di posizione del presidente Guarascio. Inchiesta Gettonopoli a Catanzaro in primo piano dopo le dimissioni dei consiglieri di opposizione, passo indietro anche dei consiglieri di Forza Italia ed è crisi politica al comune di Catanzaro. Eccoli i consiglieri comunali di Forza Italia che hanno protocollato questa mattina le dimissioni a Catanzaro. Di fatto si apre la crisi politica in municipio dopo l'inchiesta della Procura della Repubblica che vede indagati 29 dei 32 consiglieri accusati di truffa in relazione ai gettoni di presenza delle commissioni. Forza Italia ha annunciato inoltre le dimissioni dei propri assessori e consiglieri comunali anche nelle liste civiche, 8 in tutto. In un documento firmato dai dimissionari si evidenzia con preoccupazione la paralisi politico-amministrativa degli ultimi mesi. Il clamore mediatico sull'inchiesta giudiziaria, sottolinea la nota, indebolisce il ruolo del Consiglio, avendo inclinato il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione. Rispetto a questa situazione, conclude la nota, i consiglieri di Forza Italia decidono quale contributo di chiarezza e rispetto per i cittadini di rassegnare le loro dimissioni, ritenendo nei fatti esaurito il compito di questo Consiglio. Il ministro della Giustizia Bonafede ha chiesto il trasferimento del procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto alla sezione disciplinare del CSM di trasferire d'ufficio il procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini, sul quale pende già una procedura aperta dalla prima commissione del CSM per le critiche pubbliche rivolte al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri all'indomani dell'inchiesta Rinascita Scotta, e anche il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura il trasferimento di Lupacchini. Il procuratore generale di Catanzaro, che nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stato ascoltato dalla prima commissione del CSM, chiede adesso che sia pubblica l'udienza cautelare del 23 gennaio prossimo, in cui la sezione disciplinare del CSM dovrà pronunciarsi sulla richiesta di trasferimento d'ufficio. Il difensore del magistrato, l'avvocato Ivano Lai, evidenzia la necessità di tutelare l'immagine del procuratore generale, oggetto di diverse centinaia di insulti, soprattutto attraverso i social network. Per il legale di Lupacchini appare indispensabile poi portare a conoscenza della collettività nei minimi dettagli fatti estremamente gravi, in ragione dei quali, aggiunge Lupacchini, vede aggravarsi ulteriormente il pericolo per la propria incolumità. Il legale sottolinea di aver già segnalato al CSM il vulnus all'assoluto riserbo che avrebbe dovuto caratterizzare la procedura a carico dello stesso Lupacchini in prima commissione, a suo tempo concretizzatosi con la reiterata fuga di notizie relativa agli atti di precedente procedura riservata da cui è derivata la diffusione di notizie distorte, con grave pregiudizio per il magistrato interessato. Il riferimento è all'audizione del 13 gennaio scorso del magistrato. Inchiesta Rinascita Scott, il TDL revoca il divieto di dimora per l'ex consigliere regionale Nicola D'Amo. Nuove disposizioni nell'ambito del procedimento in corso per l'inchiesta Rinascita Scott. Nei giorni scorsi il GIP di Catanzaro, Barbara Saccà, ha revocato il divieto di dimora in Calabria nei confronti dell'ex consigliere regionale del PD Nicola D'Amo, accogliendo la richiesta dei suoi difensori. Adamo, secondo l'accusa, avrebbe accettato la corresponsione di una somma di 50.000 euro come prezzo di una mediazione illecita verso un giudice del TAR di Catanzaro e verso i componenti della commissione tecnica che il TAR avrebbe dovuto nominare. Dal Tribunale del riesame di Catanzaro arrivano invece ben 11 sentenze di scarcerazione
per altrettanti indagati finiti in carcere agli arresti domiciliari. Lascio domiciliari all'avvocato Nazareno Latassa, ai 51 anni, coinvolto nella vicenda dell'acquisto dell'Hotel 501, che risponde di trasferimento fraudolento di valori. Identico provvedimento per Salvatore Latassa, che lascia anche gli domiciliari. Ritornano in libertà Francesco Amabile e Francesco Labella, commercialista 35enne di Ionadi, accusato del reato di concorso in intestazione fittizia di beni. Scarcerata anche Rosetta Lopreiato, 51 anni, moglie del boss Leone Soriano, che passa dal carcere alla libertà, come Francesco Iannello, 40 anni, San Gregorio di Pona. Annullata l'ordinanza di misura cautelare anche per Giulia Dimitrova, che passa ai domiciliari all'obbligo di firma, Rocco e Luca Belsito di Sant'Onofrio, Antonio Patania, Vincenzo Spasari e Cristiano Gallone. In gravi condizioni all'ospedale di Cosenza un uomo accoltellato dal figlio a Corigliano Rossano. Il giovane è stato arrestato. È stato arrestato dai carabinieri il 31enne che ha accoltellato il padre al culmine di una lite. È accaduto a Corigliano Rossano, nel quartiere popolare della città. La vittima è stata trasferita nei soccorsi all'ospedale civile di Cosenza in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Il figlio adesso è accusato di tentato omicidio. In casa i militari hanno trovato un coltello da cucina sporco di sangue, presumibilmente l'arma usata dall'uomo per ferire il genitore. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, grazie anche alle testimonianze dei familiari presenti al momento del ferimento, il 31enne avrebbe litigato con il padre, che pretendeva che firmasse dei documenti necessari per la richiesta del reddito di cittadinanza. A rifiuto del figlio ne è scaturita una lite degenerata con il ferimento. Impugnato un coltello da cucina, il 31enne ha colpito il padre al petto. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio prossimo. Oggi in Calabria il ministro delle infrastrutture De Micheli per sostenere la candidatura di Pippo Callipo. Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli oggi in Calabria per sostenere la candidatura di Pippo Callipo alla presidenza della regione. Una persona speciale, ha detto, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro a Palazzo dei Nobili a Catanzaro. Poi il ministro ha annunciato alcune novità, soffermandosi sui progetti del governo per migliorare le infrastrutture di questa terra. Io tornerò a marzo per aprire il cantiere del megalotto della 106 Ionica ai primi di marzo. Vi confermo che nel prossimo decreto avvieremo il finanziamento per l'alta capacità Reggio Calabria-Salerno. Vi confermo che a giugno 2020 partiranno 2 nuovi treni verso nord. Uno sarà il Reggio Calabria-Venezia e l'altro sarà il Reggio Calabria-Roma. Sto negoziando con l'Unione Europea la continuità territoriale per l'aeroporto di Crotone e di Reggio Calabria e conto entro il mese di aprile di avere una risposta per poter far partire quanto prima gli strumenti della continuità territoriale. E a sostegno della candidata del centrodestra Iole Santelli, la presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. Anna Maria Bernini, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia presso il Senato della Repubblica, in Calabria per sostenere la candidatura alla presidenza della regione di Iole Santelli. Non ci piace, ha detto, la formula di un uomo solo al comando che non solo non ha funzionato ma ha generato ulteriori patologie in una Calabria che ha cose meravigliose da offrire e che aspetta solo un'occasione di riscatto. Noi non andremo al potere, perché non è il potere che ci interessa, noi governeremo e governeremo per la Calabria, per rimediare a tutte le storture che in questi anni hanno depresso una terra che merita di essere grande. Bisogna affrontare, ha aggiunto, i problemi di questa terra. 2 le parole chiave per la Calabria: giovani e lavoro. Quello che noi dobbiamo fare per la nostra Calabria, perché in questo momento io mi sento un candidato calabrese, è riportare le nostre eccellenze in Calabria per fare la Calabria ancora più grande. E proseguono le iniziative degli altri 2 candidati alla presidenza della regione, Carlo Tanzi e Francesco Aiello. Tappa vibonese per Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della regione, il camper arancione dell'ex capo della protezione civile calabrese a Vibo Valentia. Tanzi ha parlato dei fondi per l'alluvione del 2006, ben 12 milioni che non si sa che fine abbiano fatto, ha detto, ma per Carlo Tanzi è la burocrazia l'origine di tutti i mali, una burocrazia, ha sottolineato, da abbattere e ricostruire. Il leader di Tesoro Calabria promette poi un'altra rivoluzione, cioè l'informatizzazione degli uffici, in maniera tale che ogni documento sia perfettamente tracciabile.
E prosegue il tour del candidato al Movimento 5 Stelle Francesco Aiello. In Calabria, ha detto, va garantito il diritto alla mobilità, ignorato dal centrodestra e dal centrosinistra. Per Aiello urge un coraggioso piano di investimenti infrastrutturali per favorire lo sviluppo e rilanciare la competitività del sistema produttivo ed economico regionale. Il nostro lavoro sarà rivolto, conclude Aiello, al completamento e al potenziamento del sistema dei trasporti, come all'efficientamento e all'elettrificazione della linea ferroviaria. Protesta stamattina a Cosenza delle 180 famiglie che temono di perdere la casa dopo lo stop agli aiuti da parte del comune, che replica però c'è il reddito di cittadinanza. Teste basse, volti provati. Nel salone di rappresentanza del comune di Cosenza ci sono tanti cittadini che temono di perdere una delle poche certezze. Finora, nonostante le difficoltà economiche, hanno avuto un tetto sulla testa, grazie anche al contributo elargito dall'amministrazione comunale, che in questi anni ha stanziato circa 700.000 euro per l'emergenza abitativa. Una misura non obbligatoria, ha precisato l'amministrazione, assicurata per venire incontro alle esigenze delle fasce deboli della popolazione, ma che ora, secondo il comune, cozza con la misura del reddito di cittadinanza, che contiene una quota aggiuntiva dedicata proprio all'allocazione. Ma non tutti sono percettori della misura e soprattutto questa è limitata dal punto di vista temporale. Ecco perché le famiglie chiedono il ripristino del contributo. Noi siamo esseri umani, abbiamo figlie, famiglie, ci sono persone malate, persone con disabilità, ci sono donne incinte e nessuno si può permettere il lusso di toglierci un diritto e di seppellire, prendere a calci la nostra dignità e soprattutto il futuro dei nostri figli. Allora il sindaco si mettesse l'anima in pace e l'amministrazione comunale rimettesse nel bilancio preventivo del 2020 a marzo l'emergenza abitativa. La situazione sembra lontana da una soluzione. Ci sarà un nuovo incontro martedì prossimo. Il comune ha risorse sempre più limitate, mentre il numero delle famiglie in emergenza abitativa cresce con l'aggravarsi della crisi economica. Quello che noi chiediamo stamattina è che innanzitutto vengano pagate le mensilità arretrate, quindi ottobre, novembre e dicembre, che dovevano essere pagate nell'anno precedente, e pretendiamo che nel nuovo bilancio bisognerà presentare entro il 31 marzo la voce emergenza abitativa deve rimanere all'interno del bilancio, perché non ci si può nascondere dietro la questione del reddito di cittadinanza, che è una misura temporanea che dura 18 mesi e che non dà la sicurezza a chi vive questo dramma di poi avere una casa in futuro. Se veramente vogliono risolvere questo problema, cominciassero a fare nuove case, a sistemare alloggi fatiscenti e dare la casa a chi sta in emergenza abitativa, altrimenti troveranno un muro da questa parte, perché siamo determinati a non mollare la presa e a far sì che questa misura rimanga, perché è una misura che dà dignità a chi vive questo problema. Saranno realizzate 3 nuove stazioni ferroviarie lungo la tratta Ionica-Regina. È un accordo importante quello sottoscritto tra Governo, Comune di Reggio Calabria e Reti Ferroviarie Italiane. Grazie a questo impegno 3 nuove stazioni ferroviarie lungo la costa ionica dell'Interland di Reggio saranno realizzate. Il costo previsto 23 milioni di euro che saranno finanziati da Palazzo Chigi. I 3 scali che sorgeranno sono San Leo, Bocale e Sant'Elia di Lazzaro e dovrebbero garantire il rilancio della metropolitana leggera. Lo scopo è implementare le possibilità di movimento per i cittadini secondo quanto fanno osservare gli esperti del settore. I fondi che consentiranno la realizzazione dell'opera si è rischiato però di perderli per un improvviso intoppo burocratico. Il non aver cessato l'interlocuzione con l'attuale governo ha consentito alla città di Reggio Calabria il raggiungimento di un obiettivo considerato prioritario. L'impegno adesso è quello di trovare nuovi finanziamenti per collegare altre aree. Torniamo alla cronaca adesso con i nostri 100 secondi. Gregge abusivo in un terreno a Spilinga nel Vibonese, l'intervento dei carabinieri a sporgere denuncia, il proprietario del terreno, l'identificazione degli animali resa possibile anche grazie al supporto del servizio veterinario ha consentito ai militari di risalire al proprietario del gregge, titolare di un'azienda agricola che è stato denunciato per introduzione o abbandono di animali in fondo altrui, pascolo abusivo e danneggiamento.
Controlli straordinari degli agenti della Polizia di Stato a Corigliano Rossano, 3 arresti per spaccio con contestuale sequestro di circa mezzo chilo di marijuana. La sostanza stupefacente ritrovata a seguito di una perquisizione personale di un 56enne pregiudicato fermato ad un posto di blocco. Latitante in manette a Polia nel Vibonese, la donna, una 50enne romena, era ricercata da 3 mesi. Sono stati i carabinieri a identificarla. La donna è stata portata nel carcere di Reggio Calabria, deve rispondere delle accuse di corruzione in atto d'ufficio e truffa. I vigili del fuoco di Seminara hanno salvato 2 cani finiti in un dirupo. L'allarme lanciato al 115 dal proprietario dei cani. I pompieri arrivati sul posto sono scesi lungo la parete fino ad arrivare ad una spiaggia sottostante dove con l'aiuto di un gommone hanno recuperato gli animali. Le principali piazze di spaccio a Roma gestite dai clan calabresi e quanto emerge dall'operazione di ieri che ha portato all'arresto di 21 persone. L'operazione scattata ieri a Roma è denominata Coffee Bean dal nome di un bar della capitale dove i carabinieri scoprirono nel 2016 una prima centrale di un imponente traffico di droga, ha confermato ulteriormente quanto sia solida, anzi inamovibile, l''ndrangheta nella città eterna. Gli sviluppi dell'indagine dei carabinieri e che dal 2016 a ieri ha fatto registrare diversi step ha cristallizzato il ruolo apicale dei fratelli Francesco e Alfredo Marando, platiesi di nascita e diventati big del narcotraffico in un quartiere popolare e popoloso come San Basilio. Un dominio scaturito da una autorevolezza acquisita sul campo, ma anche ereditata dalla famiglia d'origine che da Platì ha saputo nel tempo espandere i propri affari illeciti e imporsi su scala internazionale. Le cosche di 'ndrangheta a Roma si sono inserite da decenni e in diverse zone della metropoli San Basilio non è un quartiere da VIP, ma per i Marando rappresenta un piccolo impero. Si badi, i clan stanno anche in centro e nelle zone in, ma sanno che le borgate sono terreno fertile per guadagnare, anzi fare soldi a palate. Francesco e Alfredo Marando erano riusciti a comandare mantenendo un equilibrio criminale solido. Intelligentemente si erano appoggiati a 2 San Basilini doc e in collaborazione con esponenti della mala locale avevano creato un sistema con espansioni in altre regioni inattaccabile. Almeno fino a ieri, quando i carabinieri hanno fatto scattare il blitz tra Roma, Napoli e Reggio Calabria. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, lascia l'amaro in bocca, il derby è andato in scena ieri sera al San Vito Marulla tra il Cosenza e il Crotone, non per il gioco e per lo spettacolo offerto dalle 2 squadre, ma per la pessima direzione di gara che non ha visto la rete realizzata dalla squadra silana. Il giorno dopo è consuetudine analizzare la partita sul piano tattico e agonistico, ma l'episodio che ha fortemente condizionato l'esito finale incombe come un macigno sul San Vito Marulla. I se, che notoriamente non modificano la storia, qui abbondano. Se al Cosenza fosse stato convalidato il regolarissimo gol, saremmo qui a parlare di un risultato più che giusto. Sì, perché per ciò che si è visto in campo, le 2 squadre meritavano un punto a testa. Non possiamo però non menzionare, lungi da noi l'idea del vittimismo, l'episodio per il quale la Cosenza sportiva per una settimana è stata additata ad esempio negativo. Il riferimento è al gol fantasma del centrocampista Ricci dell'Empoli. Intere paginate cartacee, web e filmati televisivi hanno sottolineato il fattaccio per il quale la squadra toscana è tornata a mani vuote dalla trasferta in Calabria. Gli episodi possono apparentemente sembrare uguali, ma così non è. Guardate prima l'uno e poi l'altro, con l'Empoli la palla impattando sulla traversa rimbalza oltre la linea, finendo poi fuori. Questo invece è ciò che è accaduto ieri sera. Osservate il colpo di testa di Sciaudone e guardate Cordaz, il portiere del Crotone, dove va a respingere la palla, che come si evince chiaramente da questo fotogramma è abbondantemente oltre la linea bianca e l'assistente è in grado di vedere con chiarezza la posizione della sfera. Sia l'uno che l'altro caso testimoniano come non si possa più prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnologici che aiutino gli arbitri a non sbagliare, penalizzando di volta in volta gli sforzi, i sacrifici e mortificando la passione di migliaia di tifosi. Ma la squadra di Braia paga questa svista clamorosa
la sfortuna nell'occasione del palo pieno colpito da Rivière un minuto prima di subire la rete del vantaggio del Crotone con Messias e l'imprecisione di Baez che ha fallito l'occasione più clamorosa del primo tempo dei padroni di casa. Il Crotone dal canto suo incapace di mettere al sicuro il risultato con Molina nel primo tempo e Simi nella ripresa, ringrazia e guarda con fiducia al campionato avvicinando la seconda posizione occupata dal Pordenone, mentre al Cosenza serve una scossa ad iniziare dalla sfida di sabato alla Rechi. Lascia l'amaro in bocca per la prestazione, perché la squadra a parte 15 minuti di sbandamento dopo aver subito il gol e rischiato di pigliare il secondo, poi ha creato, ha sbagliato occasioni, ha fatto un gol, per me è gol, perciò me ne frega un cacchio poi di quello che possano pensare gli altri. Quello è un gol buono, come era buono quello dell'Empoli, giustamente, dove gli è stato dato una grande risonanza e mi auguro che ci sia anche nei nostri confronti, perché senza parlare tanto di arbitri, perché non mi interessa, noi quest'anno sembriamo che stiamo sulle palle un po' a tutti. Basta vedere al 90° con che facilità a Castellammare, con una persona a 1,5 metri, come fa a levare una mano. Cioè non mi sembra che ultimamente, non mi voglio lamentare, perché poi dici se ti lamenti poi ti danno addosso. Qui tanto che ti lamenti o meno, addosso ti danno lo stesso, ti levano anche quello che fai di buono. Credo che noi la partita l'abbiamo complicata nel primo tempo. Doveva essere chiusa, non è stata chiusa, era normale perché poi con tutti gli attaccanti a disposizione del Cosenza si potesse soffrire. Quindi diciamo che nel finale abbiamo sofferto, posso dire che i derby si vincono anche così, però mi dispiace perché rimane il rammarico di non averla chiusa nel primo tempo. Dura presa di posizione del presidente Guarascio che all'indomani della sconfitta subita con il Crotone dice la misura è colma, adesso basta, Cosenza merita rispetto. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così il presidente Guarascio stamattina ha detto basta e attraverso un comunicato ha fatto sapere che quanto è avvenuto ieri sera allo Stadio Marulla è l'ennesimo episodio di un campionato che ormai non ha più nulla di legale. Pensa a gesti clamorosi ed eclatanti Eugenio Guarascio che dice siamo alla farsa, poi sull'arbitraggio oltre al problema non risolto, sul non uso delle tecnologie più elementari nel secondo torneo italiano, la cosa che lascia di stucco fa sapere il patron e che genera interrogativi pesanti anche sulla scelta del designatore, visti i precedenti recenti dell'arbitro in questione per Crotone e Cosenza. Non è il primo episodio dubbio che penalizza i lupi, riferendosi ad esempio al gol di braccio convalidato al Perugio, alla rete siglata in fuorigioco dal Trapani, ma ormai la misura è colma, ecco perché il presidente ha deciso di intervenire, sottolineando come dell'operato degli arbitri non si sia mai lamentato in tutti questi anni, credendo nella buona fede, ma chiosa poi, ora è giunto il momento di rimettere le cose a posto. Poi l'out-out, o avrò risposte dai vertici federali in tempi brevi e certi o adotterò misure che non hanno precedenti nella storia del calcio italiano. Il Cosenza e Cosenza meritano rispetto. Ancora per lo sport parliamo del Rende che ha un nuovo allenatore. Sarà Pino Rigoli a guidare il Rende nelle 16 giornate che restano alla fine del campionato di Serie C. La società biancorossa, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di aver trovato l'accordo con il tecnico messinese a cui ha affidato la guida della prima squadra. In carriera ha guidato Viterbese, Sicula Leonzio, Catania, Acragas e Juve Stabia e anche una parentesi con il Cosenza. A coadiuvare il lavoro del nuovo allenatore ci saranno Leo Criaco nel ruolo di secondo, il professor Alessandro Russo che sarà il preparatore atletico. In attesa della presentazione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, mister Rigoli questa mattina ha diretto il primo allenamento che è valso anche come rifinitura in vista della gara di domani contro il Bisceglie. Adesso le previsioni del tempo.
Un lento aumento della pressione favorirà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia la persistenza di un'area di bassa pressione tra penisola iberica e Nord Africa causerà l'arrivo di correnti umide meridionali che favoriranno parziali o totali coperture, con qualche possibile fenomeno ad un progressivo aumento delle temperature a partire dalla giornata di mercoledì. Domani sulla Calabria settentrionale cielo poco nuvoloso, sul resto della regione cielo parzialmente nuvoloso, temperature in leggero aumento. Domani mari poco mossi, con venti che ispireranno a regime di brezza sul Mar Tirreno e di direzione orientale sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.